Eccoci, benvenuti a questo nostro focus. Oggi ci occupiamo delle persone senza fissa dimora e soprattutto del numero crescente di persone in estrema povertà. Qual è la situazione e che cosa anche può cambiare per la condizione di tante persone che si trovano anche in difficoltà economica e dunque finiscono per strada. C'è una buona notizia che è frutto di battaglie di tanti anni, di tante associazioni, perché il 6 di novembre il Senato ha approvato una legge importante sull'assistenza sanitaria completa proprio per persone senza fissa dimora e dunque la possibilità di accedere ai pronto soccorso, ma non solo. A questo punto chi anche non ha una residenza, cosa che era stata negata in passato, può avere le cure mediche, può avere quindi il medico di base, anche il pediatra di base. Insomma, piccoli passi in avanti, soprattutto per un'accoglienza ma anche un'assistenza, insomma, di chi non si trova sicuramente in condizioni ottimali. Ne parleremo oggi con Alessandro Venezia, lo ringrazio per essere con noi, che è della Unità di Strada ma anche della società, della cooperativa sociale Mosaico di Catania. Sì. Grazie per essere con noi, voi siete in prima linea, diciamo, e veramente avete il polso della situazione. E ringrazio anche la dottoressa, nonché avvocato, Alessandra Politino dell'Associazione Avvocati di Strada. Buongiorno e ecco anche lei, grazie per essere con noi. Insomma è importante anche questo momento, dicevo, questa legge, perché voi siete stati fra i promotori, se non addirittura gli unici promotori che per tanti anni, vorrei dire 15 anni, ora ce lo racconterà meglio lei, avete sostenuto la necessità e soprattutto promosso questa legge appunto per le persone senza fissa dimora. E dunque ci parli un po' innanzitutto gli avvocati di strada cosa fanno, perché nascono e ovviamente gli avvocati noi sappiamo sempre che sono quelli che comunque si occupano, no? Insomma, cercano di assistere anche nelle situazioni anche più diverse le persone. Voi lo fate in modo gratuito e dunque il vostro è anche una presenza importante, soprattutto per chi ne ha più bisogno. Sì, esatto. Buongiorno a tutti. È un piacere essere qui a rappresentare l'associazione Avvocato di Strada Onlus, che nasce a Bologna nel 2007 e oggi conta ben 60 sedi in tutte le città italiane, quindi siamo presenti in tutto il territorio nazionale. In particolar modo lo sportello di Catania è nato nel 2012 su impulso dell'avvocato e del collega Giuseppe Rapisarda. Io sono volontaria da 10 anni in questo sportello e da 1 anno e mezzo sono anche coordinatrice dello sportello stesso. Noi da 12 anni lavoriamo nel territorio catanese. Prestiamo assistenza legale ai senza fissa dimora. Che svolta è stata l'approvazione di questa legge per voi? Allora, diciamo che già 15 anni fa il nostro presidente nazionale Antonio Mummolo aveva fatto una proposta in Parlamento che però non aveva avuto seguito. 2 anni fa, in qualità di assessore regionale, aveva riproposto la stessa legge, che poi è stata approvata come legge Mummolo, che riconosceva a tutti senza fissa dimora l'assistenza sanitaria e quindi l'iscrizione nelle liste dell'ASL, la possibilità di scegliere un medico di base o un pediatra di libera scelta e l'accesso ai LEA. Oggi però, il 6 novembre 2024, il Parlamento italiano, con l'approvazione del disegno di legge a firma di Marco Furfaro in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora, ha determinato una svolta per quel che riguarda l'assistenza medica senza fissa dimora, perché fino al 6 novembre ricordiamo che l'assistenza poteva essere prestata solo e soltanto al pronto soccorso, perché i senza fissa dimora non avevano diritto ad avere un medico di base
e quindi un'assistenza, diciamo, medica completa, ma soltanto ricorrere a pronto soccorso, quindi in casi di emergenza. Certo, le volevo chiedere nella sua anche esperienza, no? Perché è da diversi anni quindi che è volontaria, nella sua esperienza come è cambiata l'utenza e soprattutto le richieste, perché sappiamo che spesso anche si intreccia situazioni di difficoltà con quelle anche di tipo legale, diciamo, o giudiziario. Sì, diciamo che in 10 anni l'utenza è fortemente modificata perché purtroppo anche grazie o a causa, diciamo, della pandemia, purtroppo nel corso degli ultimi 4 anni l'utenza si è fortemente aumentata perché ricorrono anche alla nostra assistenza purtroppo persone che fino a qualche anno fa erano nel ceto medio diciamo un ceto medio sociale e che oggi però si trovano in difficoltà economica anche a seguito per esempio di separazioni giudiziali o altri provvedimenti giudiziali. Certo, io le chiedo semplicemente se per caso appunto, nella sua esperienza c'è stata una storia che l'ha colpita particolarmente, anche di difficoltà poi nel risolverla. Sì, noi abbiamo prestato assistenza a centinaia di soggetti in tutti questi 12 anni di attività e in particolar modo a una signora mi ha colpito tantissimo che era senza fissa dimora e siamo riusciti a fargli riconoscere la residenza virtuale. Chiedo a lei invece, Alessandro Venezia, l'unità di strada di Catania è sempre a contatto diretto, dicevamo, l'avvocato diceva in questi anni sempre più persone si rivolgono, appunto, hanno bisogno di assistenza, chi magari ha avuto difficoltà economiche gravi, poi si finisce per strada, è così? Sì, purtroppo sì. Diciamo, non possiamo fare altro che constatarne che è un dato di fatto, quello che è un dato di fatto. Quindi noi è un'esperienza che viviamo quotidianamente andando su strada e ascoltando anche le storie di queste persone e cercando di assisterle, supportarle un po' a 360 gradi. Sicuramente, diciamo, l'approvazione della legge, come dire, è una boccata d'ossigeno sotto diversi punti di vista, perché comunque innanzitutto garantisce un diritto che è anche previsto dalla nostra Costituzione, ma i vantaggi sono molteplici. Innanzitutto poco fa si faceva cenno al pronto soccorso come unico luogo sostanzialmente, diciamo, di accesso alle cure per persone che sono prive di una residenza. Quindi un primo vantaggio sicuramente sostanziale, anche concreto, è sicuramente che le persone, diciamo, che nel momento in cui arrivano in pronto soccorso possibilmente o ci vanno per problematiche che magari possono anche evitare di andare al pronto soccorso, magari perché possono essere curate ambulatorialmente, oppure perché magari la mancanza di una cura continuativa porta all'aggravamento di quella condizione, certo, e quindi di conseguenza anche queste persone, insomma, vivono per strada, quindi vivono in condizioni veramente precarie sia dal punto di vista igienico che poi si ripercuote sulla salute. Sì. Quindi anche quello è veramente un passo veramente in avanti, insomma, in questo tipo anche di assistenza. Diciamo che il piccolo problema di salute, certo, con il tempo può diventare un grande problema. Soprattutto se non è seguito, non è... Esatto, no? Fortunatamente diciamo che in questi anni, diciamo, quando ancora fino ad oggi che questa legge, diciamo, non era stata approvata, sopperiva il terzo settore. Sopperiva il terzo settore nel senso che sul territorio fortunatamente c'è una grande rete di sportelli sanitari, di associazioni, di enti del terzo settore che assistono le persone senza dimora sia da un punto di vista prettamente sociale ma anche sanitario. Ma ovviamente, diciamo, non può sostituirsi a quello che è il pubblico e quindi la possibilità di avere un medico di base, di avere accesso a tutte quelle prestazioni sanitarie previste dai LEA. Quindi, diciamo, siamo contenti, diciamo, dell'approvazione di questa legge perché è anche un passo in avanti verso
una società più inclusiva e più... Certo, assolutamente, perché poi si dice sempre che insomma il terzo settore, parliamo di volontariato, comunque anche di molte anche realtà che diciamo, non attengono al pubblico, non si può affidare solo a queste l'assistenza o comunque la presenza, perché poi a Catania ci sono, cresce anche il numero, come in tutta Italia, ci sono i dati della Caritas, ma anche l'Istat, insomma le persone che anche cadono proprio nella condizione della povertà più totale, sta crescendo, quindi anche quello è un campanello d'allarme per voi che invece operate in questo settore. Sì, è un campanello d'allarme perché come dire, il numero delle persone che hanno bisogno aumenta, tante volte le risorse comunque rimangono più o meno quelle che abbiamo a disposizione, dico come enti del terzo settore. Poi fortunatamente negli ultimi anni ci sono stati diversi finanziamenti da parte dell'Unione Europea come i fondi POM-Metro e quant'altro che, diciamo, che cercano, diciamo, di sostenere, diciamo, questa difficoltà. Sì, è una difficoltà che effettivamente c'è, che è reale. E quindi, diciamo, la mancanza di una residenza, ricordiamoci anche che oltre dal punto di vista sanitario non permette di accedere a tutta quella serie di servizi di sostegno che possibilmente che sono stati previsti. Pensiamo al vecchio reddito di cittadinanza, oggi pensiamo all'ADI. O a tutte altre forme di sussidi di supporto che sono state create per fornire sostegno alle persone in una condizione di indigenza, ma paradossalmente le stesse persone in condizione di indigenza e prive di residenza non possono accedere. A questo proposito le chiedo anche la proposta di un reddito di povertà che era stata diciamo, annunciata, ma ancora insomma, ha portato anche molte discussioni. Secondo lei questi sostegni possono essere efficaci? Sono un sostegno. Dice, i sostegni sono sempre sostegni, quindi per definizione dovrebbero servire. Se è efficace, però diciamo... il problema era lì un problema di sé, cioè avrebbero raggiunto solo poche persone rispetto, diciamo, a quelle che sono le condizioni di estrema povertà e quindi anche nuove situazioni. Ecco, anche quello è importante, cioè intercettare più persone possibili. Sì, e questo ovviamente diciamo, è determinato dal fatto che le persone, anche chi è più nella condizione di marginalità estrema, viene messo in condizione che vi può accedere. Ad esempio a Catania con l'amministrazione, ormai con la vecchia amministrazione Bianco, fu istituita la via fittizia, via dell'accoglienza. A Catania viene chiamata via dell'accoglienza, in altri paesi, in altri comuni italiani ha altri nomi, ma comunque parliamo di via fittizia. Questo indirizzo di questa residenza, seppur diciamo virtuale, permette comunque a queste persone di poter fare accesso a tutta una serie di prestazioni sanitarie. Sì, infatti era un modo per insomma, aggirare quella che era l'ostacolo, no? E quindi diciamo, fortunatamente diciamo, tramite questo strumento, chiamiamolo così, si può ovviamente accedere ne riuscite a intercettare tante persone? Cioè, perché poi anche il problema dei senza fissa dimora è che molte volte anche sfuggono un po' che ne so, dalla presenza di strutture. C'è sempre la discussione che si fa che loro preferiscono stare per esempio per strada anziché andare in alcune strutture. Insomma, anche questo voi sperimentate nella vostra esperienza o no? Sì, lo sperimentiamo. Allora, purtroppo tante volte si parla di scelte o di preferenze. In realtà non mi piace definirlo su questi termini per il semplice fatto che tante volte le storie che incontriamo su strada e le persone senza dimora sono storie che si portano una serie concatenante di eventi traumatici, che parlare oggi di scelta o volontà di rimanere su strada o meno lascia un po' il tempo che trova. Infatti. Più che altro diciamo quello che conta purtroppo è la condizione attuale, che quella persona è su strada e che tante volte rifiuta anche la possibilità di accedere a una struttura, a un dormitorio, a un posto che possa accogliere. Ma
diciamo, mi riservo sul fatto che sia una scelta Certo, assolutamente, insomma, appunto, priva di influenze rispetto certo, ad altri eventi traumatici. Bene, noi ci fermiamo una brevissima pausa e ritorniamo subito dopo. Ci occupiamo oggi delle persone senza fissa dimora, ne stiamo parlando con il dottore Alessandro Venezia dell'unità di strada e della cooperativa sociale Mosaico. Le chiedo, lei diceva non è facile comprendere e anche definire la scelta di stare per strada o andare in una struttura. Per esempio a Catania c'è un dormitorio Annesima, tra l'altro voi gestite, comunque siete presenti anche lì. Come funziona e qual è anche come dire, il tipo di risposta che voi avete da chi poi entra in questo dormitorio? Sì, allora facciamo riferimento al dormitorio che è presente in via Filippo Eredia, quindi nel quartiere di Enesima, ed è una struttura di accoglienza che noi gestiamo per conto del Comune di Catania e offre disponibilità, offre accoglienza a 50 persone. Fortunatamente non è l'unica in città, perché come mi piace sempre ricordare è importante, diciamo, la rete che si crea all'interno del terzo settore, quindi vi sono altre strutture, non sono tantissime purtroppo, diciamo che probabilmente ce ne vorrebbero altre, ma comunque diciamo Onesima è una delle strutture di accoglienza che abbiamo sul territorio. È appunto, diciamo, il dormitorio comunale che infatti quello che si definisce dormitorio comunale, che non è l'unico tra l'altro, no? Ci sono altre strutture, credo. C'è quella di via Federico Del Pino. Infatti che sì, comunque dico, assieme ad altre strutture, diciamo, certo. c'è un tot di posti letto, diciamo, messi a disposizione sulla città. Tante volte, diciamo, cerchiamo anche di fare rete con le varie associazioni che operano sul territorio, affinché, diciamo, mi piace sempre considerare, diciamo, la disponibilità di posti letto su un territorio in maniera complessiva, al di là di chi lo gestisce, con quale titolo, ma sappiamo che su Catania possiamo rispondere a un certo tot di domande. Che sono appunto su per giù, quanto ne avete voi, insomma, potete accoglierne in questa struttura? In questa struttura è 50. 50 tra uomini e donne, c'è la disponibilità anche di accogliere eventuali animali d'affezione. Infatti era una cosa, insomma, che quella particolare quando siamo venuti per l'inaugurazione, appunto, avevamo anche voluto sottolineare, perché molte delle persone che vivono in strada si accompagnano sempre con, appunto, portano con loro animali, e quindi sarebbe stato anche difficile per loro lasciarli, no? Sì. La richiesta è quella, no? Tante volte sì, la richiesta, diciamo, è se devo essere accolto non lascio il mio compagno, che poi diventa un compagno di vita. Infatti, quindi assolutamente sì. Un'altra caratteristica ovviamente è anche l'accoglienza H24, no, quindi non è un semplice dormitorio notturno, un semplice rifugio notturno, ma è un luogo in cui puntiamo diciamo, a dare un sostegno completo a queste persone, offrendo un'accoglienza H24 con un'equipe formata da un assistente sociale, degli educatori e altre figure che possono accompagnare la persona. L'obiettivo nostro è sempre quello dell'autonomia. Certo. Chiaramente è un obiettivo difficile, ambizioso, ma è quello per cui lavoriamo tutti i giorni. Faccio la stessa domanda a lei, quella che ho fatto all'avvocato. Cioè, in questi anni, voi siete da diversi anni anche impegnati in questo, come sta cambiando anche il tipo di utenza? Cioè, prima erano le persone che, insomma, che cioè, si erano trovate in quella condizione da anni, ora ci sono nuove realtà, nuove condizioni anche di povertà, no? Ci sono nuove condizioni di povertà, c'è un accesso alla casa che diventa sempre più difficile per l'aumento dei costi degli affitti, per una difficoltà all'accedere al mercato privato degli immobili, la diffidenza anche da parte di chi affitta, diciamo, di ritrovarsi, diciamo, di non recuperare il proprio introito che era previsto, e quindi ci rendiamo conto che nonostante
le varie leggi che anche a livello nazionale vengono approvate, appunto, come abbiamo più volte detto, quello che è l'assegno di inclusione, non si riesce ad accedere al mercato della casa. O quantomeno lo si fa con tante difficoltà. Ricordiamo anche che persone che vengono per esempio nella casa di accoglienza, quella lì all'Ennesima, sono persone che hanno magari dei lavori saltuari, lavori non regolari, quindi un minimo di reddito ce l'hanno e potrebbero anche accedere a un affitto, una casa anche se voglio dire modesta. Sì, una parte sicuramente c'è, chiaramente comunque diciamo nei grandi numeri queste condizioni sono poche perché per la maggior parte diciamo chi lavora e che comunque sono un numero considerevole, come dire, io lavoro povero. Sostanzialmente lavorano, si impegnano, ma la retribuzione è talmente bassa e irregolare e via dicendo che non permette neanche il soddisfacimento dei beni. Quindi sarebbe veramente un sostegno, un reddito di inclusione o comunque insomma quello potrebbe garantire un minimo di stabilità e di sicurezza per chi anche affitta, no? Di avere come è stato per il reddito di cittadinanza. In evoluzione futura dobbiamo anche fare i conti con questo, cioè persone che comunque lavorano ma che continuano ad essere in uno stato di povertà importante. Certo. In questo vostro dormitorio ci sono anche famiglie, nuclei familiari? Allora non ospita minori, quindi non ci sono minori, okay. È capitato comunque di accogliere coppie o nuclei familiari monocomponenti, sì, è capitato, però comunque diciamo che principalmente il dormitorio ospita diciamo singole persone senza dimora. Ho capito. Sono più gli italiani, i siciliani in questo caso, gli stranieri, perché ma diciamo che rispecchia un po' la composizione diciamo in termini numerici di origine su quello che ritroviamo su strada. C'è una grossa fetta di italiani, quindi orientativamente un 50%, con una restante parte diciamo, composta da persone provenienti veramente da tutto il mondo. Tutto il mondo, infatti. Qualche tempo fa, ora ci approssimiamo anche a avere temperature più rigide, no? Perché insomma è quella la stagione. Qualche tempo fa la Croce Rossa aveva appunto montato delle tende proprio in occasione di questi eventi anche atmosferici molto, molto importanti per cercare di dare sostegno. Io mi ricordo che abbiamo seguito anche come redazione e parlando con queste persone che trovavano riparo la notte, perché erano strutture ovviamente che accoglievano solo per la notte, non erano come appunto H24 come quella del dormitorio, ci dicevano appunto c'è una sorta di comunità, cioè che si muove, a qualcuno li definisce invisibili perché noi non li vediamo magari durante il giorno oppure li troviamo sotto i portici, insomma accampati, però di fatto c'è una comunità di persone che tra l'altro sono anche molto solidali tra loro. Ecco, questo vi risulta nella vostra esperienza? Perché io mi ricordo che veramente fu un incontro con persone che comunque condividevano qualcosa nel piccolo, in quello che loro avevano. Sì, assolutamente sì, è una comunità anche piuttosto solidale. Io penso sempre ad una persona che noi ancora oggi assistiamo, che lui periodicamente mi chiama per segnalarmi amici suoi che si trovano in una condizione di disagio. E quindi diciamo che anche tra di loro quando possono diciamo, sicuramente sono molto solidali tra loro. È anche vero che c'è una fetta diciamo, che diventa anche un po' una guerra di sopravvivenza, no? Pensiamo nelle giornate più inverno, possibilmente alla coperta infatti. E via dicendo, perché una delle cose che ci dicono più spesso è avrei bisogno di un'altra coperta perché stanotte qualcuno l'ha presa. Purtroppo c'è anche questo, diciamo che all'interno di questo micromondo veramente diciamo, ci sono dinamiche veramente complesse.
e diciamo se non ci si sta dentro per un determinato periodo di tempo difficilmente lì sì, perché poi in le si realtà comprende. insomma, dal di fuori si vedono le persone che occupano appunto i marciapiedi, li vediamo insomma, oppure stazionano insomma, in posti, Corso Sicilia per dirne una a Catania e quindi dal di fuori ovviamente si vive anche il disagio, no? Di avere anche queste realtà. Sì, sì, il disagio di avere queste Per i realtà, residenti sì. diciamo, delle zone. Questo è un po' un tema storico tra la sensibilità al tema e diciamo l'intervento di decoro urbano, quindi su questo diciamo, non entro nel merito. Certo, nel senso ovviamente, che non è... insomma, poi competenza insomma, è stato anche delle amministrazioni comunali che si sono avvicendate e che hanno quindi poi adottato misure diverse rispetto a questa realtà. Dunque io la ringrazio intanto perché Grazie. ci ha un po' raccontato e forse anche così scoperto anche dei lati che non si conoscono vivendo al di fuori di questo microcosmo, come lei diceva, un microcosmo comunque purtroppo che diventa sempre più grande, sempre più persone sono purtroppo anche in condizioni di estrema povertà e quindi anche quello crea una difficoltà e una necessità invece di assistenza per quello che si può fare, insomma, che sia anche, come lei dice, lavorare in rete, che forse è il modo più efficace, no, per affrontare i problemi di una città, di una società. Assolutamente sì, tra l'altro diciamo, concludo anche con quelli che sono i problemi più emergenti nell'ultimo periodo, sicuramente per quanto riguarda la tossicodipendenza, il crack, l'uso del crack che diciamo, purtroppo sta dilagando e quindi sta diventando una brutta piaga che colpisce anche una parte ovviamente, diciamo, non mi piace mai generalizzare e creare stereotipi, però c'è anche un problema reale diciamo, con questa sostanza. Certo. I problemi legati anche all'alcolismo, alla salute mentale, fortunatamente legano anche questo, fortunatamente siamo riusciti ad avere una buona intesa con il Dipartimento di Salute Mentale che ci permette di accompagnare, far fare accesso, ovviamente rispettando sempre la loro volontà, ma alle cure della salute mentale anche a persone senza dimora. Certo, sono aiuti concreti. Io ringrazio il dottore Venezia, ringrazio anche chi ci ha ascoltato, alla prossima.